a tutt'oggi anche il Conte 2 non ha prodotto nulla. Autonomia si ricomincia da qui, non da capo, non da zero, ma da 23. 23 materie, quelle che chiede il Veneto di Luca Zaia, spinto dalla forza propulsiva del referendum dei sì, un plebiscito di sì all'autonomia. Il Nord-Est osserva il governo al lavoro. Il ministro Boccia oggi dice quella parolina magica che tutti si aspettavano: accelerazione. Stiamo accelerando sull'autonomia differenziata. Insomma, a Roma sono pronti a bruciare le tappe a patto di trovare un quadro condiviso da nord a sud. Ma il tempo passa e Luca Zaia guarda l'orologio, anzi la clessidra. La clessidra continua a funzionare e la sabbia sta finendo. La sabbia sta finendo, ma le parole, le chiacchiere, quelle no. I fatti invece non sono pervenuti, non ancora, ma la speranza è l'ultima a morire e a tenerla in vita ci pensa anche il sottosegretario all'interno Achille Variati, ex sindaco di Vicenza, oggi con un posto al governo. Il ministro Boccia ha cercato di disinnescare questa miccia del il Veneto egoista contro il resto dell'Italia, che non è così, perché non siamo gente egoista noi. Però il ministro Boccia ha detto dobbiamo definire alcuni livelli essenziali delle prestazioni che devono valere per tutto il Paese, perché c'è un criterio di uguaglianza, dopodiché è evidente che l'autonomia deve andare avanti con 23 materie, con 18, ma non lo so, dovrà andare avanti innanzitutto su quelle materie importanti che diano il segno che un maggior autogoverno sa dare risposte migliori ai cittadini e vedrà che il ministro Boccia, diciamo così, con tutto l'affetto verso la ministra Stefani, può essere che un ministro del Sud riesca a fare ciò che un ministro del Nord Veneto non è riuscito a fare. Il sottosegretario Variati è del PD. Il PD è quello che ci ha vietato di fare il referendum, ci ha portato in Corte Costituzionale, ci siamo stati 13 mesi e al fine la Corte ha dato ragione a noi. Noi siamo andati al referendum perché abbiamo vinto una causa contro il governo del PD. Dall'altro ricordo anche che il PD è lo stesso PD che ci ha vietato l'uso della tessera elettorale, che è lo stesso PD che dice ai suoi militanti venite a votare le primarie con la tessera elettorale. Se il buongiorno si vede al mattino è questo, però guardi, io sono sempre fiducioso, vedremo cosa propongono.